Il controcampo della Biennale, come lo ha definito con un linguaggio cinematografico il suo presidente Roberto Cicutto. Dopo l'Africa, protagonista della Biennale di Architettura diretta da Leslie Rocco, attualmente in corso per la 60ª Esposizione Internazionale d'Arte, l'Osservatorio della Biennale punta per il prossimo anno all'America Latina. Il suo curatore, Adriano Pedrosa, è il primo direttore sudamericano della mostra di architettura e ha presentato questa mattina a Ca' Justinian il titolo Stranieri ovunque. La mostra si terrà il prossimo anno dal 20 aprile al 24 novembre 2024, con vernice al via dal 17 aprile. Più spazio delle voci attraverso i curatori a zone del mondo o a categorie di persone e di artisti che sono stati meno presenti, perché non invitati, perché l'arte contemporanea ha subito molti spostamenti, perché la politica in generale, la storia del mondo porta l'attenzione su alcuni punti piuttosto che su altri. Pedrosa raccoglie il testimone da Cecilia Alemani e nel titolo Stranieri ovunque racconta le storie di artisti che hanno portato le loro opere in luoghi diversi da quelli di origine. C'era già un paletto che era quello di mantenere un curatore che venisse dal sud del mondo. Cosa vi ha convinto, tra virgolette, una qualità del nuovo curatore che vi ha colpito più di altri? Intanto l'impostazione delle mostre che ha fatto già nel suo museo, in altri posti, la Biennale di Istanbul, la Biennale di Sao Paolo, cioè la sua grande esperienza e il suo modo di porgere i contenuti sempre con un atteggiamento che non è ideologico,